L'appello è quello di considerare la specialità di Venezia, non solo per la sua bellezza, ma anche per le caratteristiche del lavoro che viene svolto qua, delle difficoltà maggiori dovute anche alla logistica che la gente che lavora a Venezia ha. Questo è il messaggio forte e chiaro che la Presidente della Corte d'Appello di Venezia lancerà al Governo durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Per chi lavora in Laguna, non solo nella giustizia, servono misure compensative sia economiche che normative, quindi maggiori punteggi come avviene già per i dipendenti del settore penitenziario. Solo in Corte d'Appello manca il 36% delle figure previste, con punte di quasi il 50% se si guarda alle posizioni amministrative. Certo, il Ministero ha aperto una nuova fase di concorsi, ma l'impressione è che non possa bastare. Certo, i tempi sono lunghi e purtroppo il ministro attuale si trova a dover affrontare una situazione estremamente difficile, perché intanto si sono creati dei vuoti spaventosi e nel frattempo il personale continua a evaporare perché vanno in pensione e effetti devastanti avrà poi la quota 100. Intanto per la prima volta la Corte d'Appello ha visto la diminuzione delle pendenze civili, ma continua l'aumento nel penale. La durata media dei procedimenti civili nel distretto è di 911 giorni, 15 in meno rispetto all'anno giudiziario 2018. La conferma in Cassazione dell'appello è del 65% per le sentenze civili e di quasi l'80% per quelle penali. Su questo pende la riforma della prescrizione, misura che può essere efficace solo alla presenza di altri 3 elementi. Innanzitutto gli organici, ovviamente, secondo la riforma e la semplificazione delle procedure e terzo un'intensa depenalizzazione, perché bisogna ridurre l'afflusso della domanda di giustizia penale, perché altrimenti il sistema si blocca.